Parliamo di questa iniziativa di oggi che segue quella di ieri, insomma tante iniziative dedicate anche al 95° anniversario della nascita di Camilleri. Eh sì, oggi poi è una giornata speciale perché abbiamo inaugurato queste meravigliose panchine donate dal Movimento 5 Stelle, dai deputati dell'Ars, con il taglio delle loro indennità. Hanno donato milioni di euro in questi anni, hanno deciso di dare un dono anche simbolico ai comuni e soprattutto ai comuni del Movimento 5 Stelle, venendo incontro anche a idee che noi magari per le difficoltà economiche dei nostri enti non potevamo soddisfare, e così la mia idea è quella della valorizzazione di questo comune con progetti culturali che possano dare da leitmotiv a tutto il territorio, puntando proprio su questi nostri figli illustri, perché noi abbiamo meravigliose spiagge, un mare splendido, cibo buonissimo, è una gastronomia molto particolare, ma quello che ci rende unici è proprio questa grandissima presenza letteraria di queste zone che fanno di questo comune una pagina vivente di letteratura. Chi viene qua può vedere le vie, la chiesa, il municipio, citati dagli immensi scrittori Andrea Camilleri e Luigi Pirandello. Abbiamo cominciato con questo percorso con il murales a firma Ligama. Oggi queste panchine, lì ci sono le due ragazze che hanno materialmente realizzato l'opera su impulso dell'associazione A Tutta Vita, che fa percorsi storici letterari in tutta la Sicilia. Sono tutte giovanissime e donne, quindi spazio ai giovani, spazio alle donne, e che dire, viva Porto Empedocle, viva Andrea Camilleri e viva il Movimento 5 Stelle. Roberta Schillaci, capogruppo all'Ars di 5 Stelle, Giovanni Di Caro, parlamentari di 5 Stelle, che oggi hanno voluto presenziare a questa manifestazione. Insomma, voi avete donato queste panchine, il senso di questa iniziativa qual è, onorevole? Allora, grazie, intanto sono orgogliosa di essere qui a Porto Empedocle, che è una cittadina che ha tantissime possibilità e opportunità. Noi siamo orgogliosi di questa iniziativa perché è un'iniziativa intanto culturale, la Sicilia deve vivere di cultura, e poi dimostriamo che con le restituzioni, noi ci tagliamo i nostri stipendi, noi dimostriamo di poter fare tante iniziative sul territorio regionale. Questa è una delle tante che ci inorgoglisce particolarmente, perché abbiamo dato la possibilità di creare un tour turistico. Io sono sicura che da oggi la cittadina di Porto Empedocle avrà una grande opportunità, verranno visitatori da varie parti del mondo proprio per vedere queste sculture, perché poi sono delle vere e proprie sculture, opere d'arte, e abbiamo dato anche la possibilità a giovani artiste di potersi esprimere culturalmente e artisticamente. Quindi abbiamo raggiunto due obiettivi, uno economico e anche uno culturale, quindi siamo davvero orgogliosi. Passo la parola al collega del territorio. Innanzitutto il capogruppo all'Assemblea regionale nostro è Giorgio Pasqua e Stefania Campo è la presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle, grazie al quale oggi abbiamo donato un parco letterario intestato al maestro Camilleri. 6 panchine bellissime, io invito tutti a venire qua a Porto Empedocle per ammirarle, perché viste in foto non rendono così bene. Sono delle panchine decorate in maniera eccellente da 2 ragazze siciliane che hanno scelto di investire nei loro studi e nel loro tempo qua in Sicilia, di rimanere qua e investire quindi in cultura. Sono 6 panchine da 1750 kg ciascuna, quindi anche dal punto di vista strutturale, benché sembrano così leggere nella forma, così come sono state decorate, perché hanno delle sembianze di libri. Invitiamo tutti a venire qua a farsi delle foto, girare Porto Empedocle come città di cultura, di bellezza e non solo di disagi. Giorni fa abbiamo parlato dei disagi che ha attraversato Porto Empedocle in merito ai fenomeni migratori, quindi invitiamo tutti i siciliani e non solo a venire qua ad investire in cultura. È l'ennesima prova questa di oggi
che per tagliare gli stipendi dei parlamentari non abbiamo bisogno di leggi, non abbiamo bisogno di referendum, non abbiamo bisogno di nulla, abbiamo bisogno soltanto di buona volontà. Questo parco letterario è stato donato grazie al taglio dei stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle all'Ars, solo e soltanto firmando un documento così informale in cui rinunciamo a parte dello stipendio di parlamentare e l'altra parte la rendicontiamo puntualmente. Invece approfitto, perché lì sì abbiamo bisogno del sostegno dei siciliani, per tagliare il numero dei parlamentari abbiamo bisogno che tutti vadano a votare sì per il taglio dei parlamentari al referendum del 20 e 21 settembre prossimo. Quando ho proposto al sindaco di Porto Empedocle di realizzare queste panchine letterarie per dare lustro al maestro Andrea Camilleri, l'amministrazione ha sposato con vero piacere questo progetto, anzi ha aggiunto anche altre opere come il murales o la scalinata che appunto con ogni gradino segna passo dopo passo i titoli di tutti i romanzi del maestro Camilleri. Quindi due parole precise, voglio fare un appello a tutti i cittadini: venite a Porto Empedocle, perché in ogni angolo di questa città ci sono delle cose da scoprire, delle opere artistiche che ricordano la grande letteratura che ha fatto grande la nostra terra e la nostra Sicilia.